cittadini stranieri sono fra i lavoratori più a rischio, sia per le qualifiche, sia per il tipo di aree di impiego, sia anche perché non hanno una rete di sostegno familiare come hanno invece gli italiani. E anche in Veneto, dove la maggior parte dei migranti era venuta per lavorare, le cose non cambiano. Certo, la nostra regione è al secondo posto dopo la Lombardia per la presenza di stranieri e i nuovi nati qui sono il 18% del totale. Ma i problemi cominciano a sentirsi, soprattutto nelle province di Treviso e Vicenza. A Venezia invece gli stranieri si segnalano per un alto livello di istruzione, anche a fronte di un impiego modesto, e per il fatto di vivere qui senza la famiglia. L'immigrazione a Venezia è meno un'immigrazione familiare rispetto a ciò che vediamo nel resto della provincia. Abbiamo molti più immigrati che hanno i figli tutti all'estero, mentre se noi analizziamo l'immigrazione nel resto della provincia, l'immigrazione che è insediata negli altri comuni della provincia, vediamo invece con un'immigrazione più di tipo familiare. Sulle provenienze si rileva una crescita meno evidente rispetto agli anni scorsi dei rumeni e un continuo aumento di moldavi, macedoni, bengalesi, cinesi e indiani. Comunità integrate? Don Bruno Baratto preferisce parlare di inserimento e alla politica chiede: Prima di tutto di considerarli come un dato di realtà nella loro presenza in Italia e non come qualcosa che possiamo cancellare facilmente o contrastando gli sbarchi o inasprendo le misure di sicurezza. A partire da questo ragionare su percorsi condivisi di inserimento. Intanto a Venezia, dopo il pestaggio dei due camerieri, un albanese e un algerino, da parte di alcuni facinorosi in seguito al raduno nazionale della Lega Nord, si è rafforzata l'azione delle associazioni che promuovono l'accoglienza nei confronti degli stranieri. Noi diciamo che agiamo in due maniere, una più di protesta, organizzando non solo la manifestazione, cercando di sensibilizzare la cittadinanza. Adesso sabato faremo dei banchetti in piazza, anche in varie piazze, ma dopo stiamo cercando di organizzare una rete di servizi per gli immigrati concreta.